Siamo in viaggio con le nostre telefonate attraverso la rete di Autonomia e Ambiente al telefono. C'è Federico Simeoni, mi confermi? Sei proprio tu? Sì, sì, esatto, Bene. esatto. E siamo niente, poco di meno che in Friuli o giù di lì o su di là, meglio. Friuli, 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 tu sei un esponente di Patrie Furlane. esatto. Allora, ti prego cortesemente di raccontarci un po' la storia della patria friulana, dalla lingua alla cultura a quello che viene definito anche il focolare friulano e soprattutto i motivi della collaborazione per l'autogoverno con la rete Autonomia e Ambiente. Vai. Intanto un saluto ai ascoltatori di Radio Onyx Tenestre Marilenghe. Traduco un saluto Wow, agli ascoltatori di Radio Onyx nella madrelingua friulana. fantastico. Passo alla presentazione del nostro movimento autonomista, perché nasce proprio come un movimento autonomista a Patrie Furlane, che ha preso un po' i primi passi come movimento di rappresentanza del gruppo nazionale friulano, quello che in maniera brutta nella Repubblica Italiana viene definito il gruppo di minoranza linguistica friulana. Mm, Minoranza noi non ci sentiamo mm. perché siamo il gruppo rappresentativo più grosso all'interno della regione amministrativa Friuli Venezia Giulia. I parlanti lingua friulana sono 600.000 su 1.200.000 di tutta la regione. La nostra attività nasce da un po' dal snazionalizzazione che dal 1866 la Repubblica Italiana ha portato sistematicamente avanti sui nostri territori. Nonostante noi siamo il secondo gruppo etnico, non abbiamo paura a definirci così, della Repubblica Italiana, perché noi siamo i secondi dopo i parlanti lingua sarda Sì, come entità numerica. sì, Da noi manca rispetto alla piccola Valle d'Aosta o alla provincia autonoma di Bolzano, da noi manca questa coscienza di identità del nostro gruppo. Questo perché dal 1866, come dicevo prima, c'è stata una sistematica occupazione dei nostri territori da parte della Repubblica Italiana, soprattutto con apparati militari. Dobbiamo ricordare che ai tempi della guerra fredda c'era quasi un turnover di 1 milione di reclute che giravano sul nostro territorio, quindi se voi pensate che questa operazione sistematica è stata mm, portata avanti per più di 50 anni, reclute che venivano da tutta Italia, il nostro territorio è stato poi anche dal punto di vista che nei primi anni dell'occupazione italiana l'insegnamento della lingua friulana era proibito, è stato rivalutato sì, solo poi negli anni del fascismo, però non come situazione identitaria, ma bensì come contrapposizione col gruppo di lingua slava presente nella nostra regione. Quindi è stata fatta una operazione veramente brutta negli anni, anche incentivando l'emigrazione del nostro popolo, quindi ci troviamo veramente dopo 50 anni in una situazione veramente, veramente drammatica. Nonostante questo c'è stato per parecchio tempo chi ha portato avanti gli ideali autonomisti, perché da noi, come tu ci hai accennato prima, c'è questa identità del Fogolar, che è il gruppo di composizione fondamentale della società, che è la famiglia, quindi il Fogolar proprio è il sì. gruppo familiare friulano, che è l'elemento proprio costitutivo dei rapporti sociali della nostra società. Da lì si parte, poi dalla famiglia ci sono i legami di comunità del paese e poi via avanti. Questi legami uniti familiari di comunità legati a una consapevolezza, un filo comune che è la lingua madre, è il collante che ha tenuto insieme, nonostante l'opera di snazionalizzazione, il nostro popolo, che marginalmente magari non ha coscienza pubblica di ciò, ma una coscienza latente di se stesso, portata avanti proprio dalla sopravvivenza della lingua, esiste ancora, e da questo noi abbiamo deciso di ripartire. Quindi Patrie Furlane come gruppo di rappresentanza
della minoranza linguistica. Nasciamo nel 2015 raggruppando varie persone che proprio hanno deciso di mettersi assieme sentendo come denominatore comune proprio il fattore linguistico. Abbiamo dopo 6 anni una manciata di rappresentanti istituzionali, abbiamo qualche sindaco, qualche consigliere comunale, diversi assessori sparsi in giro nei comuni del Friuli, e noi lavoriamo per rivendicare principalmente i diritti della nostra minoranza linguistica. Ecco, Battaglie. scusami, ricordo a chi ci ascolta che è Federico Simeoni che ci sta raccontando, esponente di Patrie Furlane, questa storia molto interessante. Qual è il sentimento della popolazione in questo frangente, in merito al vostro gruppo? Allora, c'è da dire che noi siamo Sì, partiti dall'ambito della provincia di Udine, dove io sono stato l'ultimo consigliere provinciale di area autonomista, perché poi con un'improvvisazione del Partito Democratico sul nostro territorio le province sono state sciolte per decreto solo nella nostra regione. ah, Eh, quindi c'è stato interesse alla nascita del nostro movimento. Poi abbiamo sviluppato nel corso del mio mandato tutta una serie di azioni che sono andate dalla rivendicazione di una legge elettorale che consentisse accessibilità al nostro gruppo linguistico, cosa che in questo momento ci è inibita, è praticamente impossibile. Abbiamo portato avanti battaglie per vedere riconosciuto il nostro diritto ad avere delle trasmissioni nelle reti della emittenza pubblica, nella RAI, sì, fatte nella nostra madrelingua, soprattutto per noi che riteniamo fondamentale che ci siano programmi non solo programmi divulgativi, ma programmi di informazione, telegiornali fatti in lingua friulana e nelle ore di nelle fascia di massima diffusione, perché altrimenti non ci sarebbe utilità proprio divulgativa. Stiamo portando avanti battaglie per avere il diritto di avere le carte di identità bilingui, come accade per le altre minoranze linguistiche, che invece a noi viene negato, nonostante siamo uno dei 12 gruppi riconosciuti dalla legge 482 del 99. Quindi ma ascolta dimmi Federico, pure. Federico, ascolta, facci capire bene. Dunque, nel vostro territorio sono comunque ancora presenti i partiti dell'Italia, cioè sul territorio cosa avete la democrazia, pardon, i partiti che abbiamo in tutta Italia in pratica, siete ancora Sì, legati sì, a sì, questa... il Il sistema sistema è quello della politica del potere centrale. il sistema purtroppo di governo della nostra regione è uno specchio in piccolo di quello che è il sistema dei partiti Eh, italiani, e quindi, quindi c'è l'utilità dei vassalli locali a sì, trarre sì, utilità dall'obbedienza alla loro casa madre di Roma. ecco. Quindi La- da la- Roma si decide e poi si applica sul territorio. Gli equilibri che ci vengono fatti a Roma difficilmente vengono spezzati sul nostro territorio. L'unico tentativo che è stato fatto negli ultimi anni è stato fatto proprio grazie a noi, che abbiamo costituito un'alleanza assieme ai fratelli del Patto per l'Autonomia, che è un altro movimento di base regionalista che è nato all'interno del Friuli Venezia Giulia, sempre più o meno negli anni in cui ci siamo iniziati a muovere noi, solo che mentre noi abbiamo una connotazione identitaria, loro una connotazione più regionalista che si pone alla salvaguardia dell'autonomia complessiva della regione amministrativa. mm, Insieme a loro abbiamo fatto un cartello elettorale che dopo 25 anni ha riportato dei consiglieri autonomisti all'interno del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, quindi noi non facciamo mai delle battaglie isolate per conto nostro, ma preferiamo allearci, dialogare con altri soggetti, soprattutto cercando di incidere in battaglie effettive che possono poi dare risultati effettivi. Noi ah, ci siamo posti questo obiettivo e siamo riusciti a far eleggere al Patto dell'Autonomia due consiglieri regionali, di questo ne andiamo orgogliosi.
Io non lo so, sono un po', o sono io che non capisco, sono ancora del parere che questo modo di procedere nei vari territori che propendono per la autonomia, l'autodeterminazione, eccetera, ci siano troppi legami con la politica e la partitocrazia tradizionale come la intendiamo, cioè quella legata al potere centrale. Io credo che se voi, in generale, quindi non parlo soltanto delle patrie furlane, ma anche a tutte le altre rappresentanze che ho intervistato fino ad oggi, non vedo ancora quella spinta autonomista reale, concreta, laddove si deve avere anche il coraggio di dire no, adesso basta, vogliamo rompere gli schemi, altrimenti sono i soliti compromessi, i compromessi della politica che tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, tu voti me, i soliti intrallazzi e di questo passo, scusami Federico, non so dove andremo a parare. Io credo che questo è un momento storico importante in cui dobbiamo dare una spallata al sistema. È un momento storico difficile, delicato, ma forse è un momento storico per dare la spallata. Tanto più che voi, so che se mi vuoi parlare anche di questo, il prossimo 19-20 marzo dovreste avere un'assemblea, l'assemblea Sì, generale infatti di, di autonomia e ambiente. mi apri praticamente alla seconda parte del ragionamento, Bravo, perdonami perché se... noi siamo, come ti dicevo, noi siamo abituati a lavorare in maniera pragmatica per portare a Certo, casa risultati certo, e proprio in maniera svincolata dai ragionamenti, dei meccanismi che inibiscono poi ogni cambiamento, che sono esatto. quelli dei partiti tradizionali. Noi quindi abbiamo fatto un primo step a livello nostro locale con una grossa alleanza tra due movimenti autonomisti, in partenza erano tre, poi adesso sono rimasti due, comunque tra due Va grandi bene. movimenti autonomisti regionali che hanno portato un risultato utile. Mm. Da questo abbiamo fatto uno sviluppo ulteriore che è stato quello di cercare dialogo e alleanze con movimenti che sono presenti a livello complessivo della Repubblica Italiana, quindi è un movimento autonomisti regionali, ognuno per la sua regione, Sì, ed è nata proprio alla fine del 2019, dicembre 2019, questa autonomia ambiente, che non è altro che un cartello, un'alleanza, non è ancora strutturata a livello elettorale, ma intanto come rete territoriale tra vari movimenti, tra ah, cui posso elencarveli. Ci siamo noi per il Friuli, quindi Patrie Furlane per la parte della regione del Friuli, c'è il Patto per l'autonomia del Friuli Venezia Giulia, che è il partito regionalista autonomista della regione autonomista Friuli Venezia Giulia, c'è Alpe della Valle d'Aosta, c'è il Comitato della Libertà Toscana, che credo che voi conosciate abbastanza sì, bene, sì, sì. c'è il Movimento dei Siciliani Liberi, c'è il Patto per l'autonomia del Veneto, c'è Pro Lombardia Indipendenza proprio per la parte lombarda, c'è l'Unione Slovena sempre della regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la minoranza linguistica slovena, e poi ci sono gli liberi elettori del Piemonte e il movimento Autonomia Romagna. Mm. Quindi un primo embrione abbastanza interessante Certo. che si allarga su varie realtà territoriali della Repubblica Italiana. L'anno scorso, proprio alla fine di febbraio, abbiamo avuto l'assemblea fondativa che si è tenuta su in Castella Udine, e a un anno di distanza ci ritroveremo, ai noi purtroppo solo in maniera virtuale, Virtuale. ma Mm. sarà una finestra aperta anche ai vostri ascoltatori che potranno seguirci Bene. in diretta, quindi il 19 e il 20 marzo in due sessioni, una che partirà il venerdì 19 marzo alle 20:30, in cui si parlerà di politica europea, di un po' di politica estera, in realtà fuori dall'Europa, che come il popolo dei Sahrawi, del Tigray, Somaliland, e un'altra sessione che sarà quella del sabato 20 marzo alle 4 del pomeriggio, dove si parlerà di svolta ambientalista, di resistenza contro le estorsioni centraliste e autoritarie che in particolare in questo anno hanno mostrato il loro lato peggiore, Mm. e la necessità di usare questo tempo di tregua politica per
per varare in Parlamento una legge elettorale che riesca a dare rappresentatività ai territori, in particolare consentire accessibilità a movimenti nuovi come i nostri, che sono quelli che possono determinare veramente uno svecchiamento e un cambio di idee all'interno del Parlamento italiano, che è quanto mai necessario in una situazione stagnante e pericolosa, purtroppo dal punto di vista democratico come questa. Ecco, io spero che all'ordine del giorno ci sia appunto questa precisazione, questa volontà di mandare un messaggio preciso al potere centrale che queste regioni non vogliono più proseguire su questa linea, quindi una radicale revisione di un ritorno alla Costituzione e agli statuti, perché non si può più andare avanti, cioè ci deve essere riteniamo che un cambiamento possa partire soltanto dai territori, perché è chiaro. c'è proprio l'esperienza storica che noi abbiamo provato sulla nostra pelle. Saremo un po' monotoni nel ricordarlo ogni occasione, che quella ricordiamo sempre la nostra esperienza del terremoto del 1976, ma esatto. Lì la nostra ricostruzione ha funzionato perché le comunità sono state delegate ai compiti dello Stato, cioè lo Stato centrale ha delegato tutte le comunità locali, con una regione che faceva da coordinamento superiore, però senza una grossa intromissione. Chi ha lavorato per la ricostruzione del territorio del Friuli sono stati principalmente le comunità e i loro sindaci, e i sindaci hanno lavorato bene perché avevano dietro le comunità che facevano da controllo e da stimolo ai loro amministratori. Quindi dobbiamo tornare a quella situazione lì, per cercare capisco che l'Italia non è tutta uguale, che non tutte le regioni sono come le province autonome di Trento e di Bolzano, non sono come la regione Friuli Venezia Giulia, ma crediamo che gli esempi buoni ci siano stati, ci siano ancora, vanno replicati intelligentemente, magari applicati in maniera differenziata, perché comprendiamo benissimo che un modello non può essere replicato sistematicamente su ogni territorio, ma deve essere adattato, ma crediamo che soltanto con la responsabilità, al fine di conti l'autonomia è un fatto di responsabilità, e noi noi ci sentiamo responsabili su quello che facciamo ogni giorno, dal gestire le nostre famiglie, gestire le nostre aziende, nei rapporti personali, e crediamo che questo sia il modello vincente e quello che può portare cambiamenti. Non c'è dubbio. Ascolta, sul vostro territorio, tu parlavi prima di televisione, la RAI, eccetera. Qual è il rapporto con le radio locali? Con le vostre partecipano alle vostre battaglie? Io sono un vecchio radiofonico, quindi sono sempre molto curioso e attento al discorso della comunicazione via radio. Purtroppo dipendiamo sempre dal vento politico che soffia dalla regione, perché purtroppo anche le realtà private da noi sono influenzate da contributi che la regione dà, quindi in situazioni magari più tranquille anni addietro c'è stato un coinvolgimento loro, perché era una situazione dove potevano appoggiare le nostre battaglie senza creare sospetti nei confronti di chi governa il vapore. Ecco. In situazioni come queste, dove purtroppo i soldi sono contati e i contributi sono necessari, eccetera, stanno un po' più sulle loro rispetto alle nostre battaglie, perché non possono inimicarsi il dominus, no? Quindi questo è un fatto molto grave. Devo dire che ultimamente abbiamo un po' di difficoltà nel far passare i nostri messaggi. Nonostante tutto, devo dire però che il fatto di avere 2 consiglieri regionali da questo punto di vista giova, perché se noi sulle nostre singole iniziative possiamo trovare censura, e l'unico sfogo che lo abbiamo finché ce lo lasceranno un po' sui social,
anche perché fino a quando non si può tornare a fare attività in piazza purtroppo dobbiamo Esatto, adattarci esatto. alla modernità e ai tempi, però sì, dico, se noi possiamo censurarci il lavoro che viene fatto dai nostri in regione, la censura può arrivare fino a un certo punto, poi per fatto di parità tra le parti qualcosa deve essere lasciato passare, Va no? Quindi, bene, permettimi un po' di pubblicità a favore di Radio Onyx, perché la Radio Onyx era una radio italiana, è nata in Italia nel lontano 88, è dovuta esiliare in Svizzera, che ci ospita, ringraziamo la Svizzera, per motivi evidenti, no? Abbiamo rotto le quanto scatole. quanto invidio la Svizzera. Abbiamo rotto le scatole a un po' di gente e alla fine ci hanno voluto massacrare e poi la Svizzera ci ha detto ma venite qua dai che siete a casa vostra, va bene. Ecco. No, volevo dire che potete sempre fruire del canale di Radio Onyx. Ho mandato a tutti, credo che se non te l'hanno mandato ti manderò una comunicazione dove in pratica potrete ascoltare la radio anche in ogni angolo della vostra patria furlana, facilissimo grazie al Bluetooth, anche in macchina, col telefono, come volete, facilissimo e meraviglioso. Quindi una radio ce l'avete, se non altro. Benissimo, siamo sempre felici quando troviamo nuovi amici in giro per l'Europa. Un canale lo avrete sempre, ecco, in spregio a chi non la pensa come noi. Federico Simeoni, un'ultima battuta. Come pensate ora di andare avanti dopo questo? Beh, io credo che il 19-20 marzo sarà importante per definire un po' le linee programmatiche, o mi sbaglio? Sì, sì, sicuramente, perché il fatto di consolidare una rete tra movimenti simili al nostro sul territorio italiano è il punto di partenza. Mm, Abbiamo necessità poi anche noi, ripeto, di appena cesserà questa brutta parentesi, mm. di ritornare alle piazze, proprio perché abbiamo la necessità del contatto fisico Certo, ma è chiaro, con i nostri sostenitori, perché certo. coi social si arriva fino a un certo target, ma il lavoro È vero vero. purtroppo è il metodo tradizionale, il passaparola, l'incontrare la gente nelle piazze, fare riunioni in giro, perché poi la costanza è l'unico sistema, l'unico metodo che premia, Mm, quindi mm, mm. non bisogna spaventarsi, noi ne siamo consci se all'inizio si parte in quattro, ma la costanza è quella che poi porta Sì. alla crescita, la coerenza è quella che premia, e bisogna battere giorno per giorno e continuare. Bene, le premesse ci sono tutte per un cambiamento, già poter pensare che ci sono ben 10 realtà territoriali, regionali che hanno questo spirito ci conforta un attimino nel momento in cui siamo tutti sconfortati per mille altre ragioni. Allora, Federico Simeoni, se come diritto vuoi dare le coordinate del vostro focolare friulano, te ne offro l'occasione per avere il Sì, supporto, chi vi vuole dare una mano, eccetera, come i vostri siti istituzionali, tutto quello che vuoi. sì. Allora, noi abbiamo un sito che è www.patriefurlane.org, che in questo momento è in fase di manutenzione, però la nostra attività potete seguirla tranquillamente sulla nostra pagina Facebook, che è Patrie Furlane. Mm, Lì trovate quasi giornalmente gli aggiornamenti delle sì, nostre attività, delle nostre proposte, delle nostre discussioni. E poi ricordo a tutti di seguirci il 19 e il 20 marzo sulla pagina www.autonomia ambiente per seguire queste due sessioni importantissime della seconda assemblea della rete dei movimenti autonomisti presenti sul territorio italiano. ti ringrazio. Ti ringrazio Grazie a voi e alla prossima, dai. e a risentirci. Ciao Federico, questo era Federico Simeoni. Grazie, saluti ai vostri ascoltatori. Grazie, a presto. Mandi.